Buonasera da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Fontanarossa termina l'affollato di presenze, ma lo scalo non è del tutto operativo. La SAC, la società di gestione, annuncia da mercoledì la sospensione dei bus navetta per gli altri aeroporti siciliani. Incendi, a Gela un rogo ha mandato in fumo un'attività commerciale di prodotti ittici, la rabbia dei residenti e degli imprenditori che lamentano l'assenza di prevenzione. Roghi a Palermo, per il WWF si tratta di sfregio irreparabile pianificato da professionisti. Torna il caldo, in Sicilia a Ferragosto temperature più alte ma nella media stagionale luglio rimane il mese più caldo degli ultimi 20 anni. A Palermo un patto per lo Zen, il sindaco Lagalla parte dalla scuola la rete delle istituzioni mobilitate per la riqualificazione delle periferie. Monopattini elettrici, nuovi obblighi e costi, sarà vita dura per i trasgressori, a Catania le nuove regole soddisfano i cittadini. Varato il calendario di Serie C per quanto riguarda il calcio, esordio col botto per il Catania che alla prima ospiterà il Crotone e trasferta per il Messina a Cerignola. Palermo sabato primo turno di Coppa Italia a Cagliari. Ancora buonasera da Telecolor, l'aeroporto in apertura di TG a Fontanarossa, il terminal A, quello dell'incendio, quello interessato 3 settimane fa dall'incendio, ancora affollato di presenze. Lo scalo però non risulta operativo al 100%. Nel secondo giorno dalla riapertura sono quasi 20 i voli dirottati e 26 quelli cancellati tra arrivi e partenze. Da mercoledì la SAC, la società di gestione dell'aeroporto, annuncia la sospensione dei bus navetta per gli altri aeroporti di Trapani Comiso e di Palermo. Oggi in aeroporto pomeriggio è andata la nostra Roberta Lunghi. Saliamo sulla scala mobile, andiamo qui all'aeroporto Fontanarossa di Catania al luogo delle partenze per verificare se c'è davvero questo ritorno alla normalità. L'immagine di lunghe code di viaggiatori in fila per l'imbarco, tanto da non riuscire a muoversi agevolmente, farebbe pensare a un totale ripristino dell'operatività dello scalo, ma è il tabellone luminoso che facciamo scorrere anche sullo smartphone a denunciare che il 100% non è stato ancora raggiunto. Nell'intera giornata di oggi sono 15 voli dirottati su Comiso, 7 in arrivo, 8 in partenza, 2 su Palermo, ben 26 cancellati, molti dei quali riguardano arrivi da Milano Linate. Intanto dalla società di gestione dell'aeroporto è arrivata la comunicazione che dal 9 agosto sarà sospeso il servizio dei bus navetta verso gli altri aeroporti siciliani, segnale che per quel giorno non dovrebbero più servire. Ma la percezione di ciò che è stato è molto netta e ha certamente lasciato la percezione di incertezza, nonostante il proprio volo risulti operativo da Catania. Siete contenti di ritrovare il vostro volo? Siamo contenti, sperando vada tutto bene, sì. Che ancora non siete sicuri, cioè voi temete all'ultimo istante una variazione? All'andata c'è stato il cambio non di orario, di aeroporto, quindi Comiso al posto di Catania. Speriamo vada tutto bene adesso. Quando è il suo volo? No, noi partiamo alle 8:15. Come mai è arrivata così presto? Appunto perché ci sono questi disagi, quindi siamo arrivati presto per questo. Quasi surreale l'interno del terminal sostitutivo montato con l'aeronautica militare, ancora operativo per i voli di Ryanair, mentre continua ad essere attivo il terminal C con un passeggero che notiamo tra tutti, seduto per terra. It's a bit of a disaster. Uno dei pochi però, questo ragazzo, privo del sollievo del ghiacciolo distribuito ai passeggeri. Da quando? Dall'inizio della mettiamola così, dell'emergenza. Ah sì, non eravamo capitati, non siamo riusciti a beccare nemmeno un ghiacciolo. Intanto da Nico Torrisi, amministratore della SAC, oggi è arrivata una dichiarazione ben netta. Non ho assolutamente niente di dire alla stampa, io parlerò come è mio dovere, ovviamente quando e se ci sarà da chi devo dare conto, che sono i soci. E intanto il governo nazionale prepara una stretta contro il caro voli sulle rotte di collegamento con le isole minori. C'è un decreto in preparazione in queste ore al Consiglio dei Ministri, previsto tra l'altro uno stop agli algoritmi che alzano i prezzi delle rotte nazionali di collegamento con le isole. Il decreto è ancora in discussione, ma è bastato che circolasse una bozza del provvedimento per far dire alle compagnie aeree low cost che si tratta di misure punitive, illiberali e pericolose.
E intanto, per quanto riguarda i traghetti, l'ANAS fa sapere che c'è un'attesa di oltre 2 ore per chi dalla Calabria deve imbarcarsi verso la Sicilia, ritardi causati dal gran numero di vetture incolonnate a Villa San Giovanni. Cambiamo argomento, parliamo di incendi, perché un rogo innescato dall'incendio di alcune sterpaglie ha distrutto il capannone di una ditta di prodotti ittici di Gela. Tanta la rabbia degli imprenditori che da tempo chiedono al Comune e all'IRSAP interventi di pulizia delle aree limitrofe ai capannoni, senza però ottenere una risposta. Un altro incendio è divampato nei pressi del Belvedere a Termini Imerese, fiamme alte e una nube di fumo ha invaso il centro abitato. Ci fa il punto GR Italia. Una immensa colonna di fumo nero alta decine di metri che ha lambito anche il centro abitato è un'attività distrutta in pochi minuti a causa di un incendio evitabile se solo si fosse provveduto a ripulire le aree esterne, come da tempo chiedono gli imprenditori che lavorano nella zona industriale nord di Gela. L'inferno di fuoco ha cancellato l'intero capannone della Pescagel, azienda del settore ittico. Il rogo è divampato violentemente intorno alle 17:30. C'era già un incendio esterno delle sterpaglie quando, a causa del vento forte, poi le fiamme si sono propagate fino all'interno del capannone, distruggendolo completamente. Il fuoco si è poi facilmente propagato all'interno, aggredendo gli impianti elettrici e la coibentazione delle celle frigorifere, che di fatto ha agito da accelerante, rendendo vano ogni tentativo dei vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, di salvare almeno in parte il capannone. Ed è tanta la rabbia degli imprenditori della zona che da tempo chiedono al Comune e all'IRSAP interventi di pulizia delle aree limitrofe ai capannoni, senza però ottenere risposta. Io spero nelle istituzioni e nella riqualificazione di questa zona, che siamo abbandonati, ragazzi, siamo abbandonati dalle istituzioni. Nessuno viene a controllare, nessuno viene a fare pulizie, nessuno viene a... cioè noi che investiamo qua ci sentiamo abbandonati da tutti. Le indagini intanto sono in corso per appurare eventuali responsabilità. L'azienda ittica dà lavoro a diverse persone e il rogo al momento ha bloccato l'attività. E ancora in tema di incendi, a luglio devastati dalle fiamme 6.000 ettari di vegetazione solo nel Palermitano. La denuncia è del WWF che dice sfregio irreparabile pianificato da una mano criminale. Ce ne parla Lucia Lazzara. Il colpo d'occhio è devastante. Il nero lasciato dal fuoco domina sui 6.000 ettari di vegetazione andati in fumo nel Palermitano. WWF Sicilia Occidentale non ha dubbi. I roghi sono frutto di un unico piano criminale. Bruciate le aree verdi che circondano la città, un'azione da professionisti portata avanti da un'organizzazione capillare. Il WWF e l'Aeroclub di Palermo hanno filmato dall'alto le aree bruciate dagli incendi e parla di un'area grigia, di attività legali e illegali, di interessi leciti ed illeciti che continua a condizionare la vita del territorio. Sotto accusa la politica, le forze dell'ordine e la magistratura, chiamata in causa dall'associazione ambientalista per aver sempre sottovalutato questo fenomeno criminale. Questo quello che resta dopo i roghi. Sulla Conca d'Oro tutto il resto è andato in fumo, da Capogallo ai Monti Billemi, Caputo, Castellaccio, Moarda, Orecchiuta e Grifoni. La concomitanza dei tempi di accensione nelle aree serali, denuncia il WWF, la scelta di giornate con condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla propagazione dei roghi e la perfetta conoscenza dei luoghi lasciano presupporre che una banda di criminali continua così ad inviare messaggi. E con gli incendi torna pure il caldo dopo l'ultimo weekend che è stato caratterizzato da piogge e da serate fresche. In Sicilia nella settimana appena iniziata torneranno ad alzarsi le temperature sulle medie stagionali e luglio è stato il mese più caldo dal 2002, quindi negli ultimi 20 anni. Ad Enne Caltanissetta 11 giorni consecutivi saranno oltre i 40 gradi. Ci fa il punto Triolo. Passato un weekend fresco, nella settimana che porta a Ferragosto le temperature torneranno ben al di sopra dei 30 gradi e si tornerà a boccheggiare un po' in tutta la Sicilia con picchi che potrebbero aggirarsi intorno ai 36-38 gradi per alcune aree interne. L'estate quindi tornerà e lo farà con le sue medie stagionali facendo dimenticare gli ultimi temporali su alcuni angoli di Sicilia. Questo grazie al ritorno in scena dell'anticiclone africano che dall'interno del Sahara raggiungerà il Mar Mediterraneo e si tratta di
di correnti d'aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre ad una stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature. E torna alla mente il caldo afoso di luglio, che per temperatura media mensile costituisce in assoluto il valore mensile più alto registrato per la Sicilia dal 2002, indipendentemente dal mese. È quanto hanno fatto sapere i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano. La media mensile delle temperature è stata pari a 27,74 gradi tra le province. Siracusa risulta avere la media più elevata con 29 gradi, mentre Messina la media più bassa con 26,1 gradi. Oltre alla temperatura media mensile risultano superati i record precedenti per media regionale delle temperature massime assolute mensili, media regionale delle medie mensili delle temperature massime giornaliere, media regionale delle medie mensili delle temperature minime giornalieri. Ma al di là dei dati è più marcata l'anomalia sul numero di giorni consecutivi con temperature superiori o uguali a 40 gradi. I massimi valori precedenti del 2007 e del 2021 sono circa la metà di quanto registrato nel 2023. Tra i capoluoghi di provincia spiccano Caltanissetta ed Enna, che hanno registrato 11 giorni consecutivi con temperature superiori o uguali a 40 gradi. Una notizia: a Catania 2 agenti di polizia sono stati feriti in via Maddem dopo aver avvicinato un immigrato irregolare originario del Gambia che stava danneggiando un'auto in sosta. I poliziotti hanno riportato leggere lesioni e qualche contusione. L'immigrato è stato arrestato. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale: riqualificazione del quartiere Zen di Palermo. L'accordo di rete fra istituzioni e associazioni parte dalla scuola come presidio di legalità. Prevista una spesa di 1,5 milioni di euro. Giusy Lazzara. Lo Zen di Palermo, quartiere da riqualificare per ricucire un tessuto sociale in sofferenza culturale ed economica propria delle periferie. Parte dalla scuola Falcone, travolta dall'arresto il 25 aprile della dirigente scolastica, sospesa e sotto inchiesta per corruzione, peculato e falso. Nella stessa scuola si firma oggi il patto di rete fra istituzioni, associazioni e forze dell'ordine. Noi dobbiamo continuare a credere nelle istituzioni e coinvolgere i cittadini in una forma di compartecipazione e corresponsabilizzazione, e la scuola è un potente amplificatore in questa direzione. La scuola comunque resta un presidio di legalità. Per riqualificare il quartiere o lo si fa tutti insieme o altrimenti, come si fa di solito, si demandano certi interventi d'emergenza alla scuola, non si fa niente. E si guarda avanti e si pensa a potenziare i servizi. L'arrivo degli assistenti sociali in quartiere, proprio dentro il cuore dello Zen 2, ruolo importantissimo in questo momento ancora di più per tante ragioni diffuse legate alla povertà e ai bisogni. Si avvia oggi un percorso di partecipazione che coinvolgerà sempre più famiglie e abitanti dello Zen. La riforma del codice della strada introduce novità sui monopattini elettrici. In arrivo l'assicurazione obbligatoria, targa e uso del casco. A Catania sono positive le reazioni dinanzi alle nuove regole, maggiori tutele per tutti, dicono gli intervistati. Simona Mazzone. È solo questione di tempo. Estimatori del monopattino, preparatevi, RC e caschetto diventano obbligatori. Monopattini elettrici? Non solo vita più difficile per i trasgressori, ma anche nuovi obblighi e costi per chi li usa, a cominciare da targa, assicurazione sulla responsabilità civile e utilizzo dell'apposito caschetto, appena il provvedimento del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore. Si contano in Italia circa 550.000 monopattini elettrici, di questi 42.000 dello sharing sono assicurati, per gli altri si tratta di pagare una polizza di almeno 40 euro l'anno. E c'è già chi la definisce una stangata del governo per fare cassa, mentre per molti altri potrebbe essere un deterrente per i monopattinisti spericolati. Ma è una cosa giusta, perché alla fine se fanno qualche danno magari non hanno l'assicurazione, non sono in sicurezza. Il monopattino piace, è una scelta ecologica indirizzata a snellire il traffico cittadino, non sempre condivisa dagli automobilisti che strombazzano col clacson a chi percorre diligentemente la propria strada, cosa che un tempo avveniva con i ciclisti. Però il risvolto della medaglia evidenzia che non tutti sono così prudenti, data la mole degli incidenti su monopattino.
Fondamentale, perché con questi monopattini sono andati in giro, l'educazione è andata sottoterra. In tutto c'è il pro e il contro. Il pro è l'utilità del monopattino, il contro è che purtroppo è utilizzato anche da gente un pochino incosciente. Una stretta condivisa da chi affitta questi mezzi a due ruote se si considera che, secondo il rapporto nazionale sulla mobilità sharing, sui circa 650 incidenti su monopattino il 77% sarebbe avvenuto in autonomia, senza coinvolgere altri mezzi o persone. Quindi ben vengano maggiori tutele, come racconta questo ragazzo titolare di un servizio di noleggio. Sarà istituita una polizza apposita che poi verrà scaricata, credo, sul prezzo del noleggio del monopattino stesso. Per molti l'introduzione di assicurazione e casco, soprattutto dell'assicurazione, è un metodo per fare cassa da parte del governo. Voi cosa ne pensate? Ma secondo me non proprio, è un metodo per tutelare chi si trova per strada. A Gibellina, nel Trapanese, una serata evento tra le note di Mario Venuti e un'installazione teatrale con le favole siciliane di Italo Calvino, un binomio che ha affascinato il pubblico sullo sfondo del labirinto del Gretto. Simona Mazzone. C'è stato un momento in cui mi è sembrato capirci qualcosa. Una carriera strepitosa, ricca di successi, prima con i De Novo e poi da solista. Mario Venuti, chitarrista e voce catanese, torna sui palchi di tutta Italia quest'estate con un tour e 8 tappe. Quella di Gibellina nel Trapanese è stata una fantastica esibizione in uno scenario suggestivo, quello del labirinto del Gretto, durante un'installazione teatrale con la messa in scena delle favole siciliane di Italo Calvino. È tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente. Mario Venuti è reduce dal recente premio Carosone 2023 per il brano Napoli Bahia, per il ponte tra culture, per la sua carriera di chansonnier mediterraneo aperto alle contaminazioni dai De Novo ad oggi. Ho scelto delle canzoni che naturalmente non in maniera diretta, ma mi sembrano adatte anche a seguire a ruota alle favole di Calvino, canzoni come È stato un attimo, che parlano insomma dell'impermanenza eterna della vita, e quindi anche in un posto del genere proprio il tema dell'impermanenza, che tutto cambia, mi è sembrato quello giusto. Un altro posto nel mondo, che quindi parla anche della valenza dei luoghi e del nostro rapporto con i luoghi. E Mai come ieri, non può essere mai come ieri, perché naturalmente appunto sempre il tema dell'impermanenza, che tutto cambia, mi sembra pertinente. Il tour di Venuti prosegue per tutto agosto in giro per l'Italia con i suoi brani che ne hanno decretato il successo dagli anni '80 sino ad oggi. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi fa... Ci fermiamo ancora per uno stacco pubblicitario, torniamo con il calcio e con il calendario di Serie C. Rieccoci in studio, siamo al calcio, varato il calendario di Serie C, esordio contro una big per il Catania che ospiterà il Crotone, Messina in trasferta sul campo del Cerignola. Marco Carli. E subito big match. Il Catania di Tabiani comincerà il suo cammino con una delle squadre favorite nel prossimo campionato di Serie C. L'esordio è casalingo e vedrà di fronte i rossazzurri e il Crotone. I calabresi 3 stagioni fa erano in Serie A e l'anno scorso sono arrivati secondi in C dietro al Catanzaro. Si parte il 3 settembre e, come previsto, visti i lavori al Franco Scoglio, il Messina invece sarà di scena in trasferta sul campo dell'Audace Cerignola. Al secondo turno Etnei sul campo del Brindisi, dove la stagione scorsa si è concluso il cammino nella pool scudetto dei dilettanti. Il Messina invece trova la X, nel senso che l'avversario ancora non è stato designato ufficialmente in virtù dei ricorsi. Al momento è la Casertana, qualora non ci fossero ripescaggi sarà il Pescara, attualmente inserito nel gruppo B. Nel terzo turno Catania di nuovo in casa con il Picerno e Messina, che invece sarà di scena a Taranto. Il 20 settembre, per la quarta giornata, invece i giallorossi ospiteranno la Turris e il Catania viaggerà a Monopoli, per poi ricevere nel turno successivo al Massimino il Foggia, altra big, anche se non considerata fra le favorite d'obbligo. Il Messina invece
andrà a Francavilla Fontana. Questo l'avvio del torneo che per il Catania si chiuderà con un altro scontro di livello. All'ultima, infatti, gli etnei trovano il Benevento, altra grande del girone. Il derby andrà in scena tardi, giornata numero 17, il 10 dicembre si giocherà a Messina, il 14 aprile ritorno a Catania. Le date infine: la stagione regolare si chiude il 28 aprile, dal 5 maggio scattano i playoff, l'11 e il 18 maggio i playout, 4 i turni infrasettimanali e un turno di sosta il 31 dicembre. Si avvicina per il Palermo il primo impegno ufficiale rosanero sabato a Cagliari per il turno di Coppa Italia. Corini ritroverà Di Mariano, salta invece l'affare Valencia. Marco Gullà. Dopo aver concluso i ritiri e aver goduto di alcuni giorni di riposo, il Palermo da oggi è tornato a lavorare in vista della prima partita ufficiale della stagione, in programma sabato alle ore 21. Rosanero che si sono allenati a Veronello. Per il Palermo un primo impegno di lusso all'Unipol Domus del Cagliari di Ranieri, squadra neopromossa in Serie A. Corini nelle sue 5 amichevoli ha fatto intendere anche quale possa essere la squadra titolare, aspettando novità dal mercato. Sarà un Palermo imperniato sul 4-3-3 e proprio a Cagliari dovrebbe essere schierato il tridente titolare con Brunori al centro e Di Mariano e Insigne sugli esterni. Mercato: sfuma l'attaccante Valencia. Sembrava ormai virtuale l'arrivo dell'attaccante, ma l'affare è saltato. Palermo che quindi pensa al centrocampo. L'idea è quella di arrivare a Morutan, centrocampista del Galatasaray, capace di coprire tanti ruoli in mezzo al campo e che volendo può giocare anche come esterno. Il Palermo ha chiesto informazioni, ma il club turco, sapendo il potenziale del suo giocatore, chiede poco più di 5 milioni di euro, una cifra molto alta che potrebbe essere aggirata dalla dirigenza rosanero, chiedendo al momento un prestito con diritto di riscatto. Sempre a centrocampo il Palermo ha chiesto informazioni per Santoro del Perugia, club che difficilmente riuscirà a tenerlo, dato che con ogni probabilità giocherà in Serie C. Già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buona serata.